GSI TV, sono Simone Gatto, buongiorno a tutti. Siamo qua con il professor Carlo Grignani, presidente della Società Italiana Agronomi, e abbiamo la fortuna di potergli fare due preziose domande. Lei, professore, questa mattina nella sua presentazione la sua parola chiave è stata agricoltura di precisione. La domanda che ci sorge spontanea è come mai l'utilizzo di sistemi di agricoltura di precisione non riesce a diffondersi nel territorio nel sistema agricolo italiano. In effetti è così, all'agronomo e anche al ricercatore che si occupa di agronomia piacerebbe vedere una maggiore diffusione. Ci sono diverse ragioni. Una è legata al fatto che, come altre volte capita, ci si concentra sullo strumento, cioè il rilevatore e recentemente molto il drone, invece che ragionare di tutto il processo che deve essere messo in atto. Un secondo problema è quello relativo al fatto che è un pacchetto tecnologico che è andato avanti a velocità diverse. Prendiamo per esempio la macchina rateo variabile, che ha avuto la tecnologia applicata molto tempo prima di quando poi fossimo capaci di gestire il sistema. Per cui è uno di quei casi in cui da un lato c'è un pezzo di tecnologia ma non è completata da altre componenti della tecnologia. Un terzo livello sono delle oggettive difficoltà di gestire il sistema di rilevamento dati su appezzamenti troppo piccoli. Con in più, nel caso dei droni, il problema delle regole di volo che limitano la possibilità di questi apparecchi di coprire il territorio in maniera efficiente. Però il punto, secondo me, che è il nodo del discorso è quello che l'agricoltore cerca delle soluzioni, tra virgolette, chiavi in mano. Cioè l'agricoltore deve combinare i vari pezzi della tecnologia in maniera tale che non debba lui fare sintesi tra il dato di rilievo, ad esempio di riflettanza, la curva di calibrazione che deve essere applicata a quella particolare coltura e poi la gestione della macchina. Così la tecnologia non passa, perché comunque l'agricoltore è in grado di coltivare, non è che ha bisogno di questo altrimenti gli salta il sistema. Per coltivare meglio ha bisogno di avere questi vari pezzi legati tra di loro e questa secondo me è la grande sfida. Grazie mille, e quindi ci sorge spontanea un'ulteriore domanda. Visto appunto la grande mole di dati che ormai è disponibile sia agli agricoltori che agli imprenditori agricoli, il ruolo dell'agronomo risulta fondamentale, quindi certo. Quale sarà secondo lei sempre di più il ruolo che rivestirà l'agronomo e soprattutto i futuri agronomi? Domanda importantissima soprattutto per chi si occupa di formazione a livello superiore. Allora, l'agronomo sempre di più deve essere un gestore di agricoltura digitale. Il termine big data non deve essere più un mistero. Deve essere una componente della formazione che l'università dà e che il professionista agronomo, che sia iscritto all'ordine, che sia gestore di una organizzazione professionale o che faccia assistenza tecnica per altra organizzazione, deve essere capace di gestire. Allora, come fare questo? Cioè come non spaventare la persona che ha in questo momento altre alternative di lavoro ad indirizzarsi verso questa alternativa? Secondo me ci va una formazione di livello successivo alla laurea magistrale, una formazione indirizzata fatta auspicabilmente in collaborazione con chi si occupa di questa tecnologia sul territorio, in maniera tale che chi conosce il suolo, conosce le piante, conosce le tecniche che possono essere applicate per gestire queste piante, sia anche in grado di accedere alla mole dei dati necessaria per poter combinare le diverse informazioni. Prima dicevamo che il punto clou
che ferma la diffusione dell'agricoltura digitale è il fatto che i vari livelli di tecnologia non sono composti tra di loro. L'agronomo moderno deve essere capace di completare queste informazioni con altre informazioni che l'azienda ha, ad esempio per applicazione della PAC, e che sono in un cassetto diverso rispetto al cassetto che apre nel momento in cui si occupa vuoi di fertilizzazione, vuoi di diserbo o di irrigazione. Viceversa il cassetto deve essere unico. Questo è Big Data, questo è la capacità di riutilizzare le stesse informazioni che ad esempio raccogli per gestire la PAC e utilizzare quelle informazioni lì anche per gestire la fertilizzazione. È una grande sfida. Il mondo della ricerca, il mondo della professione avanzata però l'ha raccolta e occorre effettivamente che sia trasformata in una formazione di livello superiore che deve essere diffusa sul territorio. Ci sono alcuni esempi di master che sono attualmente proposti in alcune università, magari in maniera congiunta tra diverse sedi universitarie. Io vorrei che più agronomi o comunque tecnici che vogliono occuparsi dell'agricoltura ma con una formazione universitaria di livello master alle spalle utilizzino questi strumenti per fare un passo avanti. Se vogliamo che l'agricoltura stia in piedi in Italia e faccia quantità e faccia qualità, abbiamo assolutamente bisogno di questo livello di professionista. Professore, che dire, grazie per le sue preziose parole e per la disponibilità. G-Science TV da Salerno, alla prossima puntata, un saluto.